Noi abbiamo creato una squadra meravigliosa, di grande professionalità, non la terremo in panchina, se qualcuno ci chiede e troveremo il modo, noi la schiereremo in campo. Punta alla governabilità del dopovoto il movimento 10 volte meglio e lo fa apertamente senza preclusioni se la richiesta di sostegno venisse sia dal centrodestra come dal Partito Democratico come dal Movimento 5 Stelle. Sostegno in cambio di un ruolo decisivo per il governo dell'Italia, tra gli ambiti dove la lista dei professionisti che vogliono cambiare l'Italia si sente particolarmente preparata. Sono il mondo dell'educazione, sono il mondo delle imprese, sono il mondo delle tecnologie. A chi vorrà noi metteremo a disposizione i nostri talenti, la nostra energia, la nostra voglia di persone che si affacciano per la prima volta alla politica. 10 volte meglio continua la sua corsa, che si concluderà domenica con le elezioni per rinnovo di Camera e Senato. Un partito nuovo ma con competenze e soprattutto esperienza da mettere al servizio del Paese nei molteplici campi, come ad esempio in agricoltura. L'agricoltura in Italia ha un enorme potenziale. Ho avuto dei trascorsi in altri settori come quello delle nocciole e credo che ci sia in tantissime regioni italiane, dal nord al sud, delle potenzialità enormi. Anche qui in Veneto può diventare, ad esempio, la nocciola un'alternativa per quello che è anche il mondo del prosecco, che oggi va benissimo. Ci vuole più coraggio, scegliere delle traiettorie, innovare, puntare alle tecnologie e avere coraggio. Il coraggio è uno dei vocaboli del programma di 10 volte meglio, che al centro mette i cittadini. È proprio lavorando su educazione e sulle imprese che noi pensiamo di ridare un futuro all'Italia, un futuro 10 volte meglio. E tra gli obiettivi dei candidati uno riguarda la rivoluzione tasse. Le tasse vadano innanzitutto semplificate, nel senso di ridurre il numero di tasse. Semplificare significa minori costi per chi gestisce, quindi lo Stato, e minori costi anche per chi deve pagarle, quindi le imprese e quindi i cittadini. Noi crediamo si possono abbassare le tasse attraverso una rimodulazione della spesa pubblica, attraverso un intervento di efficientamento. Idee e prospettive condivise con tanti elettori in questi giorni che chiudono la campagna elettorale e tra queste la prospettiva di un Veneto autonomo. Io ho votato a favore, è un'assunzione di responsabilità, nel senso che si chiede più capacità di spesa a fronte di progetti e progettualità migliori. In questo senso, avanti con l'autonomia.